Buonasera a tutte, benvenute e benvenuti. È un giorno molto speciale per noi, come avete visto il festival procede a ritmi serrati, le attività fervono, il pubblico fortunatamente è nutrito, vi siamo molto grati per questo, che riconoscete il lavoro che facciamo su questi documentari. Oggi avrete letto sulle pagine di molti quotidiani che Pordenone Docs Fest è il luogo in questo momento dove raccontare i diritti umani. Proprio oggi su Avvenire, per la seconda volta in realtà in 2 anni, viene titolato La capitale italiana del documentario, e per noi è una medaglia che ci sentiamo di condividere ovviamente con voi. Senza di voi questo non sarebbe possibile. In realtà c'è un'altra notizia di oggi che magari è rimasta sotto traccia, che però per l'affetto, la partecipazione che avete, per il fatto che Cinema Zero è parte anche della storia di questa città. Stamattina è stato annunciato il concorso internazionale del Festival di Cannes. Noi abbiamo anche una casa di distribuzione che si chiama Tucker Film, che è condivisa con il Visionario di Udine, con gli amici e colleghi del Far East Film Festival. E negli annunci di Thierry Frémaux di stamattina abbiamo un nostro film, il nuovo film Cha Zhang-se, un film cinese, vinse il Leone d'Oro con Still Life a Venezia, e allora è il momento secondo me di fare proprio segni apotropaici per tutti e sperare che la nostra Tucker Film, chissà, possa sognare di vincere un premio importante a Cannes. È una cosa di cui siamo veramente molto orgogliosi, che volevamo condividere con voi. Accanto a me c'è Martina Zoratto, ieri lo abbiamo anticipato, con me ieri sera c'era Silvia Carobbio del team di selezione. Martina segue molte cose all'interno del festival, come per Silvia è il primo anno che lavora con noi in forma strutturata, si occupa in particolare della produzione del festival, segue l'ospitalità in parte. Con lei doveva esserci anche Antonio Paoletta, che è il responsabile dell'ufficio ospitalità, ma che è con degli ospiti che invece sono appena arrivati, quindi li ha portati ovviamente a mangiare. Ci piace riconoscere il lavoro che c'è dietro a questo festival e anche coinvolgere in maniera coraggiosa. Ieri io sono quello che si è emozionato. Adesso ricordo. Se sei pronta, io devo fare da supporto. Martina Zoratto, dunque a te per introdurre i primi ospiti di questa sera. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte, e mi unisco al benvenuto di Riccardo a questa seconda serata della 17ª edizione del Pordenone Docs Fest. E quest'anno, come è già stato anticipato ieri, abbiamo deciso di fare una scelta forte, ovvero di non appoggiarci più a degli sponsor commerciali, ma invece di dare spazio e visibilità a organizzazioni e associazioni impegnate concretamente e attivamente nel sociale. E in particolare miriamo proprio a coinvolgere tutte quelle realtà che fanno proprio delle problematiche dell'oggi e dell'attualità il loro centro, il loro fulcro, che poi sono anche il cuore stesso della nostra programmazione. In particolare questa serata si svolge con la partecipazione e la collaborazione di Un Ponte Per, che è un'associazione che è impegnata nella solidarietà internazionale ormai da 30 anni, e attiva in particolar modo nelle zone del Medio Oriente, dei Balcani e del Nord Africa. Approfitto proprio della presenza di Giulia Torrini, membro del Consiglio Nazionale di Un Ponte Per appunto le chiederei di parlarcene. Grazie a tutte, a tutti voi, grazie a Martina e Riccardo, cito loro due per ringraziare tutta la macchina organizzativa di questo festival, che non è soltanto un festival di documentari, è un simbolo di attivismo in una calda Pordenone che mi ospita per la seconda volta. E vi ringrazio perché a nome di Un Ponte Per seminare ogni volta un piccolo seme di coscienza, di attenzione, di attivismo politico è per noi fondamentale. Io sono una volontaria, rappresento il board, il comitato nazionale di questa organizzazione nata nel 91 in Italia, si chiamava Un Ponte per Baghdad, perché in quel momento era l'Iraq posto sotto assedio e sotto la guerra. Da quel giorno non abbiamo mai smesso di stare accanto alle popolazioni vittime di conflitto. Purtroppo i conflitti sono sempre di più e noi continuiamo
ad andare laddove c'è bisogno e soprattutto laddove abbiamo la possibilità di prendere contatto diretto con la società civile. È quello che facciamo appunto in Iraq da 30 anni, in Libano, in Giordania, nel Nord Africa e in Tunisia da pochi anni, e che abbiamo dovuto fare immediatamente a Gaza, ovviamente, e nel 2022 in Ucraina. Abbiamo deciso di lanciare un ponte per l'Ucraina. Lavoravamo già da diversi anni con Patrir, un nostro partner romeno, perché dovete sapere che la Romania è praticamente diventata uno dei luoghi in cui gli sfollati ucraini si rifugiano, e insieme a Patrir abbiamo partecipato a una delle tante carovane solidali. Stop the War Now si chiamavano quelle carovane. È inutile che io vi dica che per noi non c'è soluzione militare, non c'è che la pace come unica soluzione per i popoli, per i bambini, le bambine, le donne e gli uomini di qualsiasi nazionalità. E quindi siamo partiti per portare la nostra solidarietà, per tessere relazioni con i pacifisti, le pacifiste ucraini, russi e bielorussi che in quel momento si concentravano in quell'area, e per realizzare insieme a loro, dove fosse necessario, dei progetti portando la nostra esperienza. Noi siamo conosciuti in campo internazionale per il peace building, cioè la costruzione della pace. Siamo andati a farla nelle scuole, abbiamo portato un nostro metodo di lavoro già sperimentato nel nord-est della Siria e in tante zone dell'Iraq nel post-conflitto, e abbiamo organizzato dei programmi di coesione sociale, costruzione della pace, partendo dalla soluzione del trauma, andando ad incontrare e mettendo in relazione tra loro nel dialogo ragazzi e ragazze ucraini che avevano subito le violenze della guerra, i traumi. Tra di loro abbiamo incontrato anche chi non voleva combattere, quegli uomini, quei ragazzi giovanissimi che chiedevano aiuto perché non volevano imbracciare un'arma. E purtroppo questo è uno dei grandi dilemmi di questi conflitti, che purtroppo riguarda anche tutte quelle persone che non vorrebbero mai imbracciare un'arma nel 2024, non si immaginavano, facevano le vacanze ogni anno come i nostri studenti, non si immaginavano di dover scendere a combattere. Insieme a questo, quindi, tanti progetti di cui potete leggere sulle nostre pagine, dove potete appunto decidere se vorrete di sostenerci, diventare nostri volontari, donarci il vostro 5 per 1000. Ogni azione concreta a sostegno di una delle organizzazioni che fanno quello che facciamo noi è sempre tempo ben speso. Vi lascio dando, diciamo, un input di pensiero per i prossimi giorni. Noi diciamo sempre che l'azione della cooperazione italiana, per quello che ci riguarda, deve essere un'azione a decolonizzare la cooperazione. Dobbiamo fare attenzione ogni volta che mettiamo un piede in un paese che non è il nostro per aiutare, per insegnargli qualcosa che sappiamo fare bene, per imparare qualcosa da loro, di farlo sempre con un approccio decolonizzante. Questo lo abbiamo riscontrato anche in Ucraina, dove i ragazzi ci hanno detto: abbiamo bisogno di parlare della nostra musica, della nostra lingua, della nostra cultura, perché ci sentiamo colonizzati dalla Russia, e questo è un grandissimo errore che riguarda tantissime popolazioni nel mondo. Quindi avere un approccio di questo tipo non è scontato, è molto impegnativo, è molto difficile, però ci dobbiamo provare veramente, e sono contenta di portarvi la nostra esperienza, perché credo che ogni giorno ci impegniamo proprio per fare questo. Io vi ringrazio e lascio la parola a voi. Grazie. Grazie a te. A questo punto permettetemi di introdurre brevemente colui che sarà poi il moderatore dell'intervento speciale al quale state per partecipare, e tra le varie qualifiche e ruoli che ricopre: professore di relazione politica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e autore di diversi saggi, tra cui proprio la sua ultima pubblicazione che si intitola Frontiera Ucraina, e il professor Francesco Strazzari. Grazie. Bene, è il momento di accogliere la nostra ospite principale di questa serata. Lo è principale per molti motivi, ne metto uno solo: la strada che ha percorso per arrivare fino a qua, e anche per questo con noi c'è l'ufficio ospitalità, perché anche per il festival è stato complesso organizzare questo viaggio. Loro sono abituati a viaggiare in questo momento di conflitto con caratteristiche molto 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 complesse. Questa sera per noi è un regalo a Pordenone. Avere un Nobel per la pace non è una cosa che succede tutti i giorni, e siamo sicuri che la testimonianza che sentirete è una testimonianza da dentro, viva,
che muoverà le nostre coscienze. Lei è direttrice esecutiva del Center for Civil Liberties, arriva da Kiev, conduce il Center for Civil Liberties dal 2014, si è occupata di crimini di guerra, sta lavorando su un progetto internazionale dedicato al tribunale contro l'aggressione ovviamente di Putin. Vi prego di accogliere con un grande applauso Oleksandra Romanzova. Grazie di essere qui con noi. Grazie Oleksandra. Grazie. I have a really special friend for me because, sorry, my Italy not exist at all, so I need to speak in English. Un'amica speciale che accompagna Alessandra, cercherò di aiutarvi nella traduzione perché lei non parla italiano purtroppo. Okay, grazie. Thank you very much for being with us. I'm going to speak in Italian, you will translate, is that okay? Okay. Allora, siamo qui con un tentativo, una mezz'oretta per organizzare un po' di idee su quello che sta avvenendo non lontano da qui. Io sono venuto parecchie volte e devo dire il programma è sempre più ricco ed emozionante in questo momento avere l'occasione per interloquire, per parlare con Oleksandra, con Sasha, intorno a quello che ci può raccontare come testimone, come attivista, come donna che si è schierata e assieme alle sue compagne sul versante bielorusso e russo è arrivata a Nobel. Naturalmente dietro questo c'è il lavoro del Centro per le Libertà Civili. Io vorrei chiederti come prima cosa, davanti a quello che sta accadendo, la guerra che continua, che viene raccontata come in una fase di stallo, ma con Kiev sotto i bombardamenti contro le centrali elettriche, e quello che sta avvenendo sul fronte, le ultime leggi approvate oggi pomeriggio sulla il reclutamento e la mobilizzazione dei cittadini maschi in Ucraina, ci puoi dire qualcosa di che cosa c'entrano le libertà civili? Ci puoi dare la tua idea del rapporto tra libertà civili e questi scenari di guerra, che sono scenari militari? Yeah, it's really good question, and thank you for all your interest for Ukraine. It's important for us. At Ukraine now, it's really strange situation. From one side, our country, it's a big NGO, because not exists someone there, professional militarians who will defend you. Ukrainian army, it's 3 or 4 part. It's yesterday teachers, film directors, writers, journalists, students, some of people who still continue and make a lecture from frontline to their student at the university in other region. That means that exactly you every day feel the responsibility for your state. And every day, Center for Civil Liberties, who exactly started documented war crimes from 2014, have new and new materials for future justice. Now we have more than 70,000 cases of war crimes, crimes against humanity, or episode of genocide. Sì, innanzitutto è un'ottima domanda e grazie di avermi ospitato qui stasera. Diciamo che l'Ucraina in questo momento si trova in una situazione molto strana, perché in un certo senso possiamo dire che l'Ucraina oggi è uno stato dove c'è una grandissima ONG, una grandissima organizzazione non governativa. Non esiste un esercito militare professionista che difende il paese fondamentalmente. L'esercito in Ucraina professionista esiste solamente in minima parte. Per il resto sono studenti, giornalisti, professori, persone che svolgono un lavoro normale che si occupano di difendere il paese. Quindi ogni giorno le persone sono coinvolte nella difesa dello Stato e si sentono responsabilizzate per difendere il proprio Stato.
Il Center for Civil Liberties lavora dal 2014 per promuovere i diritti umani nel paese e per combattere contro i crimini di guerra e i genocidi. E ogni giorno acquisiamo nuovo materiale proprio per promuovere la giustizia nel nostro paese. Immaginatevi che oggi abbiamo più di 70.000 casi che stiamo trattando proprio di crimini di guerra e genocidi. And I will add, that means that all the new soldiers, it's not only men, but more than 40,000, it's women, and you need to teach them the rules of war. You need to explain them what's mean international humanitarian law, what you can do even during the war, for example, with prisoners, from one side. From other side, our state never have such task like negotiate about, for example, exchange the prisoners or bring back our children from Russian territory. So imagine young democracy who now need to solve absolutely new situation and have never been experiencing that. And who can do that? Only civil societies who working with this question last 10 years. We don't have a war 2 years, we have a 10 years war. And human rights defenders operate during the whole this time. In Ucraina abbiamo dei giovani soldati che non sono solamente uomini ma vengono reclutate anche donne. Abbiamo più di 14.000 donne soldato nel paese e siccome appunto non sono professionisti della guerra bisogna insegnare loro quali sono le regole della guerra, cos'è il diritto internazionale, che cosa possono fare e che cosa non possono fare nella guerra, come avviene ad esempio lo scambio dei prigionieri. Il nostro paese, ad esempio, non ha mai negoziato su alcune tematiche, non sa come comportarsi nello scambio dei prigionieri, ad esempio, non sa come far tornare i bambini ucraini che sono dovuti fuggire dal paese, non sa come fare per riportarli in Ucraina. Quindi fondamentalmente il nostro paese è una giovane democrazia che non ha esperienza e non essendoci esperienza proprio a livello pubblico, a livello statale, è la società civile che si deve prendere la briga di fare quello che lo Stato non può fare. Società civile che si è mossa negli ultimi 10 anni proprio per la promozione dei diritti umani, perché la guerra in realtà non esiste da noi da 2 anni, ma è da 10 anni che c'è una guerra in atto ed è qui proprio che entrano in gioco i difensori dei diritti umani, cioè la società civile. Grazie. Hai citato il problema dell'umanità in guerra. Sugli scenari di guerra che vediamo, è sufficiente volgere lo sguardo a Gaza, l'elemento disumanizzazione è ormai preponderante. Abbiamo il diritto internazionale di guerra umanitario che da più parti viene denunciato in maniera autorevole, anche le Nazioni Unite, essere ridotto in una situazione molto, molto debole. L'azione che fate sicuramente ha un compito di rafforzare quello che è il principio di regola, di legalità e anche di umanità. Mi chiedo se questo, e te lo chiedo anche come Nobel laureate per la pace, qual è il rapporto tra questo e la pace? Perché ovviamente la grande tensione che tutti vediamo è da una parte la difesa di un paese aggredito, dall'altra parte venti di guerra che vanno ormai oltre l'Ucraina. Ieri sera il capo della Marina svedese parlava della necessità della NATO di intervenire contro i russi a Kaliningrad, siamo sul Mar Baltico evidentemente. Mi chiedo se trovi la forza nel lavorare su gli elementi di umanità, gli elementi umanitari, per legare questo all'idea della promozione di pace, o se invece il rapporto è rispetto al tema della vittoria. Come li leggi questa tensione? What that mean win the war for Ukrainians? And here I absolutely agree with Julia. Any person from Ukraine absolutely prefer peace because it's not a war which we choose. Ukrainian can stop the war tomorrow. Putin can stop it in any moment because
we defend ourselves. And main field for defending, it's our mental health. Because you can start to be a dragon to fight with dragon, because we always will be smaller than Russia. So if we will start to be a small Russia, we never can win against the big Russia. So only one way how Ukrainians see and what exactly we are providing. We need to defend ourselves. For that, we surely need military and some technology or weapon. But if somebody proposes other way to be protected, we accept it. We much more prefer do business, family life, love, than to fight. But now nobody asks us. They just attack us. So that's why we have three main important topic. Justice, because you can't have a constant peace without justice. And Ukrainian was not first target country from Russia side. Before that, that was Moldova, Georgia, before that was Chechnya, before that was Syria, and huge numbers of African countries where Wagners, you know about Wagners, I think, they started commit war crimes there before Ukraine. So for us, that's why we choose justice. We choose exactly working with the legal tools. We choose to support other countries who before that don't have a justice, because international humanitarian law don't have answers for their questions. That means that we feel that responsibility not only for our Ukrainian population. We feel that that all what not working for us didn't work before. So we need to repair it now. We need to now have a new system of security which will respect the human rights. Because human rights, it's system preventing of war and preventing dehumanization. Okay. Sorry. No, it's okay. Sono d'accordo con quanto ha detto prima Giulia sulla guerra in Ucraina e su quello che pensano gli ucraini della guerra, perché non c'è nessuno in Ucraina che preferisce la guerra alla pace. Tutti noi ucraini andiamo alla pace. Però non possiamo, potremmo fermare la guerra, ma in questo momento non lo possiamo farlo. Putin potrebbe fermare la guerra in qualsiasi momento. Quello che è in gioco in questo momento è la nostra salute mentale, e il preservare la nostra salute mentale per noi è il modo per difenderci, perché non possiamo lottare contro qualcuno che è più grande di noi, non possiamo porci come il drago che va contro il dragone ancora più grande, perché saremo sempre più piccoli rispetto alla Russia. E di conseguenza non possiamo vincere contro questo paese, e quindi dobbiamo approcciare le cose in maniera diversa. È vero, abbiamo la necessità di difenderci dalla Russia, e per questo abbiamo bisogno di un esercito, abbiamo bisogno di armi, ma dobbiamo trovare anche altri modi per proteggerci. E perché tutti noi ucraini sicuramente alla guerra preferiamo la famiglia, preferiamo l'amore, preferiamo lavorare, preferiamo vivere una vita tranquilla. Il problema è che nessuno ce l'ha chiesto, il problema è che nessuno ci ha dato questa soluzione, oppure ci ha proposto questa soluzione. Fondamentalmente noi lavoriamo su 3 temi, quindi la giustizia in primis, perché sicuramente non ci può essere una pace duratura senza la giustizia. E in questo senso vorrei anche aggiungere che in realtà l'Ucraina non è stato il primo obiettivo della Russia, perché la Russia prima dell'Ucraina aveva altre ambizioni. Pensate alla Moldavia, pensate alla Cecenia, pensate alla Siria, pensate a tutti quei crimini di guerra che sono stati perpetrati ben prima
che in Ucraina, in questi paesi. Ecco perché quindi noi mettiamo proprio l'accento sull'importanza di avere la giustizia, ed ecco perché per noi è importante avere degli strumenti giuridici che ci permettano di promuovere la giustizia nel paese. Il problema è che in questo momento la legge umanitaria internazionale non ci dà risposte, non ci offre una soluzione. Ci sentiamo quindi responsabili per quanto succede in Ucraina, ci sentiamo responsabili anche per quanto sta succedendo alla popolazione ucraina, e il nostro abbiamo bisogno di un sistema di sicurezza che ci permetta di rispettare e di promuovere i diritti dell'uomo, questo proprio per prevenire i crimini di guerra e anche per prevenire la disumanizzazione di cui tu stavi parlando prima. Ti voglio fare una domanda forse un po' difficile, che riguarda il coraggio che voi state dimostrando, perché è vero, sono 10 anni di guerra, e per una società civile che si organizza in larga parte in modo volontario subentra l'elemento di stanchezza, e su questo chiaramente l'aggressore conta molto. L'aggressore conta anche molto sul fatto che le democrazie siano più deboli, perché dipendono dagli umori dell'opinione pubblica, ed è facile impaurire un'opinione pubblica, dividerla, agitare con operazioni di propaganda, sfiducia, e quindi in qualche modo indebolire il morale, che è un elemento importante in guerra. Tutto questo a me è molto chiaro e credo che voi facciate un compito fondamentale, cruciale. La domanda che in qualche modo spaventa una parte dell'opinione pubblica in Europa è: cosa succede dopo? Mi spiego. La difesa davanti a un'aggressione implica stimolare il senso di nazionalità, l'identità, anche il nazionalismo in senso patriottico. E l'Europa ha conosciuto il nazionalismo nella sua storia, anche in forme estreme, che hanno scatenato 2 guerre mondiali. Molti in Europa sono spaventati da questo. E la domanda, mi chiedo, fino a dove la difesa della democrazia si deve spingere anche nel criticare i propri governanti? Bisogna aspettare la fine della guerra? Il successo finale che tutti auguriamo e su cui ci stiamo mobilitando? Vorrei sapere cosa ne pensi tu del rapporto tra la democrazia e la stanchezza. Do we have a fatigue? Yes, absolutely. Most of us can sleep normally like 2 years. Either it will be a problem with nationalism or Nazism, because what you describe, it looks like more Nazism. Yeah. So in this way, I'm exactly real belief at Ukraine history. We always accept all other culture. We have 72 different kinds of churches at Ukraine. And from Jewish, kind of Muslim, kind of Buddhism even, we have a 2 Buddhism temple. So it's except the differences of Christian. So I believe that when we have a possibility normal sleep, Nazism don't have any chances. But what's really important, that we not lose democracy state structure, because they are little weak. We are just started, build it. So that's why so important for us. Maybe for you it will be not so not so visible, but for us joining to EU exactly process, even not finished moment when we join, but process to have a EU standards, to have a EU legislation, to have a EU standard at Democracy Institute. It's quite good instrument to keep us at direction of democracy, join to other mentality which exactly quite democratic. I mean Ukraine mentality.
will not torture you the long way. Ok. Beh, lei ha veramente centrato il punto, nel senso che c'è un senso di affaticamento nella popolazione. La maggioranza di noi insomma, non dorme da un paio di anni, quindi insomma, è un po' un problema questo. Quindi da un lato ci si chiede, questo può portare a una recrudescenza del nazionalismo oppure a un senso di crescente nazionalismo oppure no? Beh, posso rispondere a questa domanda dicendo che credo nella storia dell'Ucraina e credo nella mentalità degli ucraini, nel senso che l'ucraino di per sé ha sempre accettato le altre culture. Pensate che in Ucraina abbiamo 72 chiese, accogliamo molte altre religioni, accogliamo tranquillamente ebrei, musulmani, abbiamo addirittura 2 templi buddisti. Per noi non c'è mai stato nessun problema di accettazione di altre culture. E quando la gente riesce a dormire non c'è un problema di consolidamento e di inasprimento del senso nazionalistico nella popolazione. L'importante per noi però in questo momento è cercare di non perdere la struttura democratica del paese, dello Stato, perché in questo momento la struttura democratica è ancora abbastanza debole. E abbiamo appena iniziato a costruire la democrazia nel nostro paese e dobbiamo continuare in questo senso senza perdere di vista questo appunto obiettivo di democrazia. Forse per voi è poco visibile, magari forse non riuscite a capirlo in qualità di occidentali, diciamo, ma per noi è importante aderire a un processo di standard europei. Dobbiamo allinearci con la normativa europea, dobbiamo allinearci con quanto viene fatto dalle istituzioni democratiche in Europa, perché questo è l'unico modo che ci permetterà di portare avanti e di continuare a promuovere la nostra democrazia, anche perché, come ho detto, comunque è insita nella mentalità della nostra popolazione. So I'm just finished here. Last thought. Is it possible that we will be angry and tired? Yes, absolutely. But after this, we will not want that, prosecute someone. We want to rest and have time for our own businesses. That's for healing, and that's main idea why we now speak about mental health at the society. And First Lady Olena Zelenska now started this program about mental health to speak a lot about your problems, your feeling, your anxiety, but all of this possible healing if we will not be attacked. Quindi la domanda può anche essere: ma è possibile che la popolazione a un certo punto diventi veramente stanca e arrabbiata? Sì, la risposta è possibile che succeda, ma proprio per questo, secondo me, anche in futuro, una volta usciti da questa storia, non perseguiteremo il nostro aggressore, non perseguiteremo il nostro nemico. Ci concentreremo su noi stessi e andremo avanti con la nostra vita, con il nostro lavoro e con le nostre cose. È, come diceva lei, una sorta di senso di guarigione. E torno al concetto di salute mentale di cui parlavo prima. Olena Zelenska ha appena lanciato un programma di salute mentale proprio per cercare di aiutare la popolazione in questo senso. Ho 2 domande molto brevi per chiudere. Very short. Una è proprio fattuale e riguarda quello che è successo oggi, cioè dopo lunghe discussioni è stata approvata la mobilizzazione, il fatto che tutti i cittadini tra i 18 e i 60 anni si devono iscrivere. Questo, se capisco bene, riguarda anche i tanti ucraini che vivono all'estero, se ho capito bene. È così, e se è così, questo può generare contraddizioni, perché è una misura chiaramente che in qualunque paese sarebbe impopolare, perché comporta delle sanzioni. Come vedi il futuro immediato? Si riesce a gestire questa situazione? I'm exactly going to the recruitment point twice and they not accept me. What is it? Sorry? 2 volte al centro di reclutamento non è stata accettata. Grazie. Why so? I'm staying here only because it's not my turn going to the front line. And exactly as for me, if they normally mobilized women,
that's like 50,000 women, it's absolutely normal, will go to the front line. Again, it's not a question, you will be comfortable or you will be in army. It's a question, I will exist your country and for you, or it will be not exist. So, like, mobilization unpopular, sure, but hold the war unpopular at Ukraine. And it's a question exactly what kind of order, what kind of quality of organization of army. That's a problem, not exactly needing to protect your country. Sì, appunto sono stata al centro di reclutamento un paio di volte, ma appunto non sono stata accettata, ma il motivo per cui sono qui oggi è semplicemente perché non è il mio turno andare al fronte, perché in questo momento al fronte ci sono 60.000 donne ucraine. Il problema è se senza questo esisterà un paese oppure no, perché è vero la mobilizzazione da noi è molto impopolare come misura, ma come lo è in tutti i paesi del resto, in tutti i paesi del mondo, e bisogna vedere che tipo di esercito vogliamo avere, è questo il punto. E l'ultima domanda, ringraziandoti per anche la sincerità delle tue... l'ultima domanda riguarda il fatto che insomma, il premio di cui sei stata insignita è un premio che è arrivato assieme a colleghe e compagne tra la Bielorussia e la Russia. E c'è questa dimensione più ampia, no? Ogni guerra, questa è una guerra di aggressione, ma ogni guerra comporta anche un elemento di guerra civile, una dimensione di guerra civile. Le famiglie sono divise. Ti vorrei chiedere se ci puoi dare un'idea, tu, su cosa noi, che siamo lontani ma che sentiamo questa frontiera sempre più vicina, possiamo fare, al di là della difesa militare, al di là dei missili che difendono le città. Noi come società civile, c'è qualcosa che ci puoi raccomandare anche per parlare al di là delle frontiere? First of all, you need to understand what happened inside the Italy with Russia propaganda, because all of us need the normal, pure journalism, not propaganda, because it's one of condition to surviving, and surviving democracy here in Italy same. Second, to understand how Russian and not only Russian money involved in your economy. Because for Russians, if you will, any opportunities exactly read in Russia what they wrote about Italy, you will be really surprised. But for them, you are something mixed between supermarket and like boutique. That's all. You are not society, you are not really a dynamic European country, one of the leading of diplomacy, no. So it's what you can do for you at home. What you can do for Ukraine. Any horizontal help, just a person from Ukraine, children's, which you know, just support them. They really need emotional support. They really need to feel that people remembered about us outside. It gives us energy to fight. And third one, really important for us, it's justice, and it can happen even inside your own home courts. Because universal jurisdiction give opportunity Italian courts hearing case about international crisis in Ukraine. And each of such decision around of this case will be really helpful for us and will be really helpful for future historical justice. Because historical justice, it's when someone exactly know who was at fault at the beginning of the war. It's not Ukrainians. We are not starting anything. It's quite simpler than Palestine-Israel conflict. We don't do nothing exactly. But Russian attack and do that in brutal 18th century way. So you can help us to that moment, even not to spend the money for that, but ensure politically support the decision to support us, because if we will fold, if we will lose, it will be your problem.
Beh, prima di tutto dovete esattamente capire che cosa succede qui da voi in Italia e come viene passato il messaggio in Italia dalla propaganda russa. E per questo c'è bisogno di giustizia. E dovete anche capire quali sono le implicazioni a livello economico della Russia per l'Italia. Quindi dovete capire in che modo venite considerati dalla Russia e come venite percepiti dai russi, perché voi italiani, voi Italia, paese, non siete per la Russia una società moderna, una democrazia moderna, oppure uno dei paesi leader a livello diplomatico, a livello mondiale. No, fondamentalmente l'Italia per i russi non è altro che un supermercato e una boutique dove fare acquisti. Quindi prima di tutto dovete capire che cosa fare per voi. In secondo luogo, per gli ucraini cosa potete fare? Potete dare un aiuto orizzontale, potete dare un supporto, che siano persone, che siano donne e bambini, potete dare supporto, ma non intendo solamente un supporto finanziario economico. Dovete far capire che capite qual è la situazione e perché gli ucraini devono sentire di essere compresi da voi. E in terzo luogo bisogna sicuramente agire sulla giustizia, perché anche in Italia, nei tribunali italiani, si possono trattare dei casi e processi di casi che riguardano l'Ucraina. Processi che poi porteranno alle emissioni di sentenze che stabiliranno una giustizia internazionale e una giustizia storica, perché la giustizia storica significa capire chi è il colpevole dell'inizio di questa guerra, e sicuramente il colpevole non è l'Ucraina, perché è un conflitto molto diverso dal conflitto che c'è nato in questo momento, ad esempio, in Israele. Perché qui sappiamo esattamente chi è il colpevole, quindi ci potete aiutare in tutto questo e poi ovviamente garantire sostegno politico, perché vedete, se noi perdiamo poi diventerà un vostro problema. Io ringrazio Sasha e chiamo Riccardo. Grazie mille. Francesco Strazzari, grazie di essere stato con noi. Alexandra Romanzova, grazie. Center for Civil Liberties, premio Nobel per la pace a Pordenone Oxfest. Grazie davvero. Grazie.